Ennesimo incidente sul lavoro, operaio trentenne cade da un'impalcatura di 10 metri, soccorso dal 118, è stato trasportato con l'elicottero al Cafoncello, le sue condizioni sono molto gravi. Aggredito e rapinato in centro da due stranieri che gli avevano chiesto di comprare droga, il racconto di un 19enne ai nostri microfoni, nessuna forza dell'ordine è intervenuta, dov'è il presidio? Intanto da giorni numerose zone del centro di Treviso restano al buio di notte, l'ira degli esercenti, il comune generatori KO dai primi temporali tecnici al lavoro. Violenza a Pieve di Soligo, la denuncia di un imprenditore, un mio operaio picchiato in piazza da un giocatore della nazionale di rugby, gesto senza motivo, l'ha fatto per razzismo, attacca. Davanti all'ospedale il presidio di protesta delle lavoratrici della cooperativa che si occupa delle pulizie del Cafoncello, il passaggio di incarico ad un'altra COP mette a rischio il futuro. Una maglia autografata da Valentino Rossi, grazie all'appello ai nostri microfoni arriva quel regalo desiderato dagli amici del 18enne di Montebelluna che amava il campione ed è morto in scooter. Un cartello nel giardino di una casa a Mogliano, dopo una serie di furti non c'è più niente da rubare, siete già venuti 3 volte, l'esasperazione diventa un messaggio. È morto a 82 anni Lino Armellin, storico big della DC trevigiana, più volte deputato, anima del mondo cattolico veneto e della Marca, i funerali giovedì a Villorba. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri TG, apriamo con la cronaca, l'avete sentito, ennesimo incidente sul lavoro nella Marca, è accaduto questo pomeriggio alle 17 a Conegliano in via Re di Puglia. Un operaio di 30 anni stava lavorando su un'impalcatura di 10 metri per l'installazione di un condizionatore. Per cause ancora in corso di accertamento il giovane ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo, subito soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello dove è stato ricoverato, le sue condizioni sono molto gravi, i sanitari si sono riservati la prognosi, un problema quello degli incidenti sul lavoro sul quale già qualche settimana fa i sindacati avevano richiamato l'attenzione proclamando uno sciopero di 4 ore e chiedendo un incontro urgente in prefettura a Treviso. Nella Marca sono 8 i morti sul lavoro negli ultimi 8 mesi e segnano quindi purtroppo un drammatico record nel Veneto. Ed ancora cronaca ora con la testimonianza di un 19enne rapinato del telefono in via Roma la notte di Pasqua da 2 stranieri più giovani di lui che prima gli avevano proposto di vendergli della droga. Sentiamo. Rapinato del telefono cellulare in via Roma la notte di Pasqua, in stazione dei treni nessuno a prestargli soccorso. È il racconto di un 19enne di San Lazzaro, vittima verso mezzanotte di 2 giovani, forse 18enni, di colore. A rendere pubblica la vicenda con un post sui social network il consigliere comunale Davide Acampora. Mentre attraverso i portici nella zona dell'Armeria 2 soggetti di colore mi si sono avvicinati, prima chiedendomi di comprare della marijuana, a cui ho rifiutato, e poi uno dei 2 mi ha chiesto di poter avere il telefono per fare una chiamata. Io ho continuato a rifiutare perché insomma non mi fidavo di darglielo e mi hanno seguito fino alla zona dove ci sono i manifesti del cinema. Insomma, a un certo punto uno dei 2 soggetti mi ha preso sotto braccio, mi ha afferrato il braccio e nel momento in cui l'ho tolto per levarmelo mi ha sfilato il cellulare dalla tasca, intimando di farmi ridare il cellulare. Il soggetto che non aveva rubato il cellulare, quindi l'altro, aveva una bottiglia di birra in mano con cui mi stava minacciando, dicendomi di non fare casino per non attirare l'attenzione, insomma, dicendomi che sarebbe finita male se avessi provato a reagire in qualche modo. I 2 hanno imboccato il sottopassaggio pedonale, Michele li ha seguiti. I 2 soggetti si sono diretti dentro la stazione di Treviso, dei treni, nell'entrata principale, e io li ho seguiti sperando di trovare insomma, un agente carabinieri, un militare, perché so che ultimamente in zona ce ne dovrebbero essere molte in stazione. In stazione non c'era nessuno, quindi là ho dovuto rinunciare. Salvo poi vederli nuovamente dirigersi verso Riviera Santa Margherita, ma all'arrivo dei carabinieri, allertati facendosi prestare lo smartphone da 2 ragazzi incrociati per strada, si erano già dileguati. La cosa che mi ha stupito è la mancanza di qualcuno nella stazione, perché nel momento in cui li ho visti andare verso la stazione credo di essere salvo, perché so che dovrebbe esserci molta vigilanza in quella zona. Non ho trovato nessuno, le telecamere della stazione qualcosa hanno ripreso per forza. Se si riesce almeno a dare un volto a questi criminali è già un passo avanti, insomma.
E ad incentivare i malintenzionati anche il fatto che via Roma, come altre zone della città, da qualche giorno sia al buio, illuminazione pubblica spenta, protestano i commercianti in centro come sul PUT. Sentiamo perché. Sono 2 giorni che moltissime zone della città sono completamente al buio. Non si capisce come mai l'amministrazione, la prefettura, la questura, sapendo di questo problema, non ha organizzato un presidio maggiore delle forze dell'ordine. Soprattutto per il fatto che si trattavano di 2 giorni di festa in cui la gente comunque usciva di casa e girava per la città. Via Roma, ma anche Sant'Agostino, Piazza San Vito, Via Manin, il PUT, al buio da poco meno di una settimana. Cittadini e negozianti senza risposte, festività di Pasqua trascorse senza che il problema venisse risolto, esercenti soprattutto delle zone più a rischio, infuriati, come via Pescatori. Questa via già purtroppo è condannata a un via vai di brutta gente, l'illuminazione che manca non fa che peggiorare la situazione e non sappiamo cosa fare, chiamiamo, contestiamo, però non abbiamo risposte. Con una via illuminata, dicono, clienti se ne sarebbero visti molti di più. Il movimento ce n'è stato, potevamo lavorare di più sicuramente perché con questa via, con poca illuminazione, non dà sicurezza alle persone. Ecco. Le spiegazioni del Comune arrivano in giornata per voce dell'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michelan. I primi temporali estivi hanno messo KO i generatori che vanno addirittura sostituiti. Tecnici al lavoro già in mattinata, illuminazione a posto entro un paio di giorni, poi tra poco più di una settimana la vera svolta, la pubblicazione del bando per il rifacimento di linee e lampade nell'intera città. A Pieve di Soligo, ora con la denuncia di un imprenditore, un suo dipendente è stato picchiato sabato notte in piazza, pare da un rugbista, atto di razzismo, afferma il servizio. Un violento pestaggio in piazza Pieve di Soligo, 3 del mattino di sabato notte, 2 quarantenni del Bangladesh che camminano per strada aggrediti da un soggetto che, stando alla successiva ricostruzione, sarebbe un rugbista in forza alla nazionale italiana, che uno dei 2 frattura a suon di pugni, mascella e denti. Padre di 3 figli, da 15 anni lavora come tecnico in un'azienda locale. È il titolare che lo ha accompagnato dai carabinieri per sporgere denuncia a raccontare l'accaduto. Stavano ritornando a casa e in piazza Pieve di Soligo, in piazza Emanuele Pieve di Soligo davanti al municipio, stavano camminando, è arrivato uno con la macchina e ha cominciato a suonargli dietro. Loro si sono girati, ma cosa vuoi da noi, no? Questo è sceso, ha preso uno dei 2 ragazzi per il collo, no? Gli ha dato una sbaglia in faccia, gli ha dato disgrazione in faccia. L'altro ragazzo, quello che lavora da me, che pesa 50 kg, no? E si è messo in mezzo, ma cosa fai? L'ha fatto per tirarlo via. E questo gli ha tirato 2 pugni in faccia, fratturandogli tutte e 2 le mascelle, denti e tutto quanto, e poi è scappato via. Il quarantenne è stato trasportato prima a Conegliano e poi a Treviso. In ospedale gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni. Gli hanno messo tutti dei viti in titanio, roba del genere, praticamente è rovinato. Hanno una prima prognosi di 30 giorni, però non riesce neanche a mettere la cannuccia in bocca. I 2 non avevano certo provocato il loro aggressore, ribadisce Dalbò. Non c'era nessun motivo, secondo me questo è un motivo razziale. Secondo me è razzismo questo qua. Prima l'ha visto 2 neretti, poretti, è sceso da caffone e ha cominciato a prendere a botte. Qualche indagine da parte dello stesso imprenditore, poi è saltato fuori un nome. La vittima ha riconosciuto la foto del suo aggressore e il tutto è stato riferito ai carabinieri. È grande e grosso, lui nazionale rugby, quindi fisicamente è possente l'uomo, no? E tutti hanno un po' paura di questo personaggio, da quello che ho sentito i ragazzi in giro. Però tutti mi hanno chiesto non fare il mio nome perché ho paura. Ed ora la mobilitazione delle addette alle pulizie dell'ospedale, posto a rischio dopo il cambio di cooperativa, e nel pomeriggio incontro tra ULS, nuovi datori di lavoro, e sindacati. Stiamo vivendo con la paura che non sappiamo se verremo assunta da una ditta all'altra, ma questo non è quello che a noi interessa. A noi personalmente interessa di lavorare. Pasqua amara per le addette alle pulizie degli ospedali di Treviso e Oderzo. Il passaggio di consegne tra Coop Ma e Manutencoop, previsto nel project financing per la realizzazione della nuova cittadella della salute, ha lasciato senza un regolare contratto le 250 lavoratrici. La prima Coop fa resistenza, la seconda fatica a subentrare, intanto mette in campo personale esterno.
qui c'è un problema di base. Le due aziende, Copma che non vuole uscire e Manutencoop che è quella autorizzata ad entrare, stanno contendendo i lavoratori per interessi personali, stanno usando i lavoratori solo e semplicemente per poter avere la vittoria rispetto a un'aggiudicazione tra l'uno e l'altra. Non avendo la possibilità di garantire un contratto di lavoro regolare, si ritrovano nelle condizioni di non sapere se il loro posto di lavoro è ancora presente. Questo è un appalto a cui queste lavoratrici hanno diritto. Noi siamo degli tecnici addetti alla sanificazione, questo è il nostro ruolo. La sicurezza e la professionalità è la base del nostro lavoro. Tanti ci chiamano le donne delle pulizie, ma noi ci sentiamo un po' di più di donne delle pulizie. La protesta in mattinata davanti al Cafoncello, poi verso mezzogiorno qualcosa si è mosso. Ho appena ricevuto la comunicazione da parte del dottor Benazzi, che è il direttore appunto dell'USL, per un tavolo con l'USL Ospedalgrando e Manutencoop, logicamente per cercare di smuovere e andare a un riparo rispetto a questa situazione. Quindi già questo è un primo obiettivo ottenuto. Del caso è stata interessata anche la prefettura, che a giorni convocherà a sua volta un incontro. Il direttore dell'ULS parla di diatriba tra le due Coop, incomprensibile e di servizio ad agenti e utenti al momento garantito. Oggi questo non succede, però è chiaro che questa situazione ibrida di confusione non può durare ulteriormente, per cui io conto entro questa settimana che questa cosa si chiuda nel miglior modo possibile. Torniamo a parlare del delitto di Rolle di Cison di Valmarino, graffi di Loris Nicolasi sul volto di Sergio Papa. Per gli investigatori sarebbe un'altra prova del fatto che una delle vittime avrebbe tentato di difendersi. Graffi di Loris Nicolasi sul volto di Sergio Papa, un nuovo tassello dell'indagine sul delitto di Cison di Valmarino, elemento importante per confermare che il killer dei coniugi di Rolle è proprio il 35enne di Refrontolo, secondo gli investigatori. Solo la prova che il giorno prima c'era stato un litigio, invece, secondo il legale dell'uomo. È stato lo stesso Papa a parlare di quei graffi sul volto e che sarebbero stati ricevuti la mattina del 28 febbraio, il giorno prima del duplice delitto. Gli inquirenti sembrano interpretare il fatto come una mossa per mettere le mani avanti e giustificare la presenza di eventuali tracce di DNA sotto le unghie di Loris Nicolasi. Papa aveva quei lievi graffi e ha asserito che è stato l'anziano, quando l'aveva trovato all'interno della sua proprietà, a procurarglieli, ha detto il suo avvocato Alessandra Nava. Una giustificazione a cui gli investigatori non credono affatto. Sono infatti convinti che sia stato il disoccupato di Refrontolo a uccidere la coppia di anziani ex ristoratore di Cison e che all'indomani del 28 febbraio, giorno in cui fu scoperto dentro la proprietà di Nicolasi, sia tornato forse per rubare. Dopo essere stato di nuovo scoperto, Papa li avrebbe ammazzati. Il Tribunale del riesame la scorsa settimana ha rigettato la richiesta di scarcerazione. Ricattavano i clienti di una prostituta minacciando di rivelare tutto alle loro mogli con un video. 3 arrestati dai carabinieri. Prima il sesso con la prostituta, poi il ricatto, che per 3 uomini sposati e con figli equivaleva a una situazione senza via di uscita. Pagare, altrimenti i matrimoni in famiglia sarebbero andati in pezzi. 3 vittime accertate dai carabinieri, 3 uomini di mezza età costretti a farsi svuotare il conto dietro alla minaccia. Abbiamo filmato tutto, paga o facciamo vedere il video a tua moglie. Non un solo pagamento. E infatti l'avidità è stata fatale alla banda formata da un kosovaro trentenne e 2 albanesi di 22 e 33 anni. Perché all'ennesima richiesta di soldi al cliente ricattato, quest'ultimo si è rivolto ai carabinieri che hanno fatto scattare la trappola. All'appuntamento per la consegna di 1.000 euro sono presentati infatti anche i militari. I 3 sono accusati di vario titolo di rapina aggravata, estorsione e indebito utilizzo di bancomat. Tutti e 3 i trevigiani ricattati avevano risposto all'inserzione di una lucciola dell'Est che si prostituiva in un appartamento nella zona della stazione. La contattavano al cellulare, fissando un appuntamento, poi nella casa trovavano anche il kosovaro che sosteneva di essere il fidanzato della prostituta e faceva la parte del protettore. Dopo l'amplesso, mentre il cliente estraeva il portafoglio per pagare la prestazione, in camera piombava il kosovaro che minacciava il cliente. Ti abbiamo filmato mentre facevi sesso, dacci tutto quello che hai nel portafoglio altrimenti postiamo il video sui social. La vittima impaurita era costretta a dare tutto quello che aveva e a consegnare anche la tessera bancomat per ulteriori prelievi, almeno fino a quando uno di loro ha deciso che la vergogna per quanto fatto sarebbe stata inferiore all'incubo di un ricatto costante.
Andiamo a Mogliano ora, dove è stato affisso un cartello nel giardino di una casa dopo una serie di furti. Siete già venuti 3 volte, non c'è più nulla da rubare, scrive la proprietaria. Sentiamo. Un messaggio chiaro, diretto, senza mezzi termini. Esasperata da una serie di furti nella sua abitazione, la signora Gina Favretto ha avvisato i ladri. Non c'è più niente da rubare, siete già venuti 3 volte. Cosa le hanno portato via? Tutto, robe care, oro, roba da vestire, tutto. Nel cartello attaccato all'albero in giardino si percepisce la rabbia che l'ha spinta a scrivere. La 70enne pensionata che vive a Mogliano ha subito 3 furti in 5 anni. Furti che le hanno fatto crescere la sensazione di impotenza. I ladri le hanno portato via anche i ricordi più cari. Non le è rimasto più niente, neanche un ricordo? No. Adesso dovessero tornare, ci ha detto la signora, non troveranno più niente. Ho deciso quindi di avvisarli. Tutte le volte che sono venuti a rubare mi hanno rotto gli infissi, riparazioni risultate molto costose. La preoccupazione di ulteriori furti attanaglia la pensionata. Mi ho messo le luci, mi ho organizzato. Per la signora Gina però le luci e le inferriate sul retro della casa non sono sufficienti per farla sentire al sicuro. Non è più tranquilla la sera quando si chiude in casa. Vivere in questo modo non è giusto. Una cosa però la donna si augura. Sperando che capiscono quello che è scritto, insomma. La maglia con dedica ed autografo di Valentino Rossi. Ci sono riusciti gli amici di Simone Giupponi a fare quest'ultimo regalo al 18enne morto per una complicanza dopo un incidente stradale. Ho chiamato Antena 3, mi ha dato la possibilità di andare nei loro studi e a fare questa intervista qua per fare un appello a chiunque conoscesse qualche contatto o qualcuno che potessero indirizzarci a Valentino Rossi. L'appello in TV attraverso la nostra emittente e poi la condivisione dell'intervista sui social, il contatto con il team di Valentino Rossi e alla fine ce l'hanno fatta. Gli amici di Simone Giupponi sono riusciti a realizzare quello che era il grande sogno del giovane deceduto lo scorso 24 marzo dopo un incidente stradale a Montebelluna, e così per il funerale sulla bara, oltre al numero 46, ci sarà anche la maglietta con dedica e autografo del grande campione che era l'idolo di Simone. È arrivata una maglia con scritto "Ciao Simone" da Vale e con l'autografo. Valentino Rossi era il mito di Simone, che si era fatto tatuare il 46, numero del campione, e non si perdeva una gara in televisione del dottore, e così gli amici e compagni di classe, il 18enne frequentava la terza alle Einaudi Scarpa di Montebelluna, ce l'hanno messa tutta per fargli quest'ultimo regalo. Era una cosa che lui sognava di avere e noi siamo riusciti nel nostro piccolo a procurargliela, perché una richiesta così è sembra quasi come chiedere la luna. In verità non è stato poi così difficile, perché abbiamo avuto i mezzi e le persone attorno che insomma ci hanno dato del sostegno. Comunque è un gesto molto grande per noi. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Spazio ora alla campagna di Antenna 3, Salviamo le mura di Castelfranco. Continua quindi la campagna ed arrivano anche le prime adesioni, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Essendo nato e vissuto qui a Castelfranco e avendo una così bella cittadina da tenere, viva la storicità di questa bella città. Walter ha raccolto l'appello, uno di quelli che in queste settimane ha deciso che non si può stare con le mani in mano mentre il patrimonio storico non solo di una città ma di un intero territorio cade a pezzi. La macchina si è messa in moto, la campagna del comune di Castelfranco e di Antenna 3 è una realtà. Salvare, adottare le mura e raccogliere fondi per il restauro. Una Castelfranco senza mura è certamente uno scenario estremo, ma non impossibile vista la condizione generale della cinta castellana e il magro bilancio comunale che non permette un intervento complessivo valutato in diversi milioni di euro. Un restauro che potrebbe essere anche un investimento per tutta la Marca. Pochi euro, anche 2, bastano se tutti danno una mano. Le mura sono di tutti, dello Stato e anche dei cittadini, ed è giusto che tutti contribuiscano a tenere viva
le bellezze di Castelfranco. Una sfida che trova pieno sostegno dal numero 1 di Palazzo Balbi. Certo, non c'è problema adottarlo, personalmente ma anche come regione, questo l'abbiamo sempre dato disponibilità. Il problema è che non abbiamo le risorse che c'erano una volta in regione, questo è il vero tema. Ma guardi, le mura si recuperano chiamate di popolo, dopodiché io direi anche a livello nazionale a volte vedo finanziamenti che sono stati dati dalle comunità, su quali magari potremmo anche dire qualcosa, e penso che sarebbe giusto dalle realtà come Castelfranco, che sono dei pagatori di tasse da paura. La macchina è in moto e va avanti dunque, il percorso non è facile ma decisivo. E a chi mette le mani avanti parlando di difficoltà nel versare il proprio contributo, chi questo l'ha già dato risponde così. Assolutamente no, una volta venuti a conoscenza dell'iniziativa basta recarsi in comune e fare un versamento in maniera semplice, ti rilasciano una ricevuta. Ecco, continua dunque la nostra campagna, salviamo le mura di Castelfranco. La propria adesione è semplice, l'avete sentito, nel cartello vedete anche i riferimenti, l'IBAN per chi volesse fare un versamento al conto corrente bancario con la causale Salviamo le mura di Castelfranco Veneto, un progetto per la storia. Addio a Lino Armellin, storico parlamentare democristiano e presidente della FISM trevigiana per 35 anni. L'ultimo saluto giovedì a Villorba. Si è spento la sera di Pasqua uno dei simboli della DC e dell'associazionismo cattolico nella Marca. Lino Armellin aveva 82 anni, originario di Povegliano, villorbese d'adozione, è stato per 15 anni parlamentare, deputato della DC dal 1979 al 94 e per 35 anni alla guida della FISM di Treviso, l'associazione che raggruppa e sostiene le scuole paritarie. E proprio nel settore del sociale Armellin contraddistinse il suo lungo impegno politico sulla scuola, in particolare quella dell'infanzia, ma anche sulla disabilità. Fu infatti tra i promotori della legge per la parità scolastica e della legge 104 del 92 per l'assistenza e l'integrazione dei disabili. Profondamente legato al mondo cattolico, del quale era punto di riferimento, fu uno dei fondatori del Movimento per la Vita in provincia di Treviso e in Veneto. Prima di essere eletto deputato della Repubblica, Armellin ricoprì l'incarico di assessore provinciale al sociale negli anni della presidenza di Carlo Bernini. La crisi della Democrazia Cristiana non pose fine al suo impegno, che continuò nella FISM provinciale per ben 35 anni fino al 2009. I funerali verranno celebrati giovedì 5 aprile alle 16 nella chiesa parrocchiale di Villorba. A Mogliano ora con 4 start-up innovative dedicate alla salute e al benessere. Dal gesso in 3D al dispositivo che corregge la postura sbagliata, passando per l'apparecchio che permette di effettuare test clinici, fino all'app che consente di contattare il dottore più vicino rispetto alla propria posizione geografica e alla tipologia di problema di salute da risolvere. Sono i progetti delle 4 start-up su 600 candidature arrivate da 15 paesi, incubate nel programma di Generali William in collaborazione con Each Farm. Queste start-up cercano di migliorare, di individuare preventivamente questi fattori di rischio, evitando che la persona si ammali e quindi aiutandola ad un percorso di prevenzione che le aiuti a rimanere il più possibile sana. Grazie a queste innovazioni si potranno aiutare i pazienti a vivere meglio, i medici a stare accanto ai loro assistiti e gli operatori sanitari ad adottare processi terapeutici più efficienti. Oley, ad esempio, una start-up che rivoluziona la progettazione e il processo produttivo di gessi e tutori ortopedici. Per realizzarli quanto tempo occorre? Abbiamo introdotto adesso una nuova tecnologia di stampa tridimensionale che riesce a produrre i tutori in una forchetta tra i 40 minuti e le 2 ore e mezzo. Stay Active invece ha ideato questo piccolo dispositivo in grado di correggere la postura errata del corpo. Questo dispositivo ha messo 2 dita sotto la clavicola attaccato alla camicia o al maglione e tutte le volte in cui una persona si troverà in cifosi o in delordosi lombare vibrerà finché non ci si rimette nella postura corretta. All'Innovation Park si sta anche sviluppando l'uso di sistemi di robotica già attivi in oltre 20 ambiti.
L'intelligenza artificiale e l'automazione in generale ci consente chiaramente di perseguire questo obiettivo, perché tutte le richieste, tutte le operatività fatte in modo automatico sono fatte in modo istantaneo, non durano più un'ora o 2 giorni, ma durano qualche secondo. E siamo alla pagina dello sport con il basket, la De Longhi sconfitta Ravenna al termine di una gara arrivata all'ultimo tiro, ma Treviso ha peccato di eccessiva fiducia finendo sconfitta 75-73. Questioni di scelte in pochi secondi sono quelle cruciali per una vittoria o una sconfitta, tanto più se hanno pesanti riflessi sulla classifica. Per la cronaca la scelta di Swan è quella dell'Arachiri di Treviso. Fa e disfa tutto lui. Prima una tripla eccezionale per impattare la gara, poi sul 73-73 con la palla in mano la decisione di piazzarne un'altra e ammazzare la partita. Invece l'ultima bomba va sul ferro, palla agli avversari nei pochi secondi che rimangono e Ravenna ragiona meglio. Arresto e tiro da 2, canestro e vittoria sulla Sirena. E questa brutta gestione dei momenti decisivi della partita a far tornare a casa la De Longhi con una sconfitta che a quanto pare pregiudica la possibilità di agguantare il secondo posto in campionato. Treviso stabilmente terza, assieme però a Montegranaro, è costretta a guardare avanti a sé 2 squadre che nel girone di ritorno ha battuto, Trieste e Fortitudo. Paradossi del basket, ma anche mea culpa trevigiana per una occasione persa. Brown migliore dei suoi assieme a Bruttini, Swan buono prima del tiro suicidio, Mali invece capitan Fantinelli. Dalla parte ravennate un sontuoso Grant da 26 punti e un impressionante 12 su 13 dal campo, ben coadiuvato da Rice, altri 22 punti. Eppure Treviso era a un passo dalla vittoria. Sarebbe bastata più lucidità in quei secondi finali, quelli della scelta sbagliata, al momento sbagliato. E siamo al termine dell'edizione di Treviso dei nostri TG, subito dopo torna come sempre 20:10, questa sera ospite in studio Claudio Alessandri, candidato sindaco di Treviso per Centro Democratico. Ed è proprio tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Una perturbazione atlantica porta a un diffuso maltempo sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche intensi. Vediamo il dettaglio di mercoledì 4 aprile. Sulle Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni sparse ma frequenti, localmente anche di moderata intensità. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi circa. Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti in nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 12 e 14 gradi. Poche novità, anche sul Trentino Alto Adige sarà una giornata all'insegna dell'instabilità con piogge diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.